Un grande piacere ritrovare Antonio Fresia all'ippodromo di Chirivani. Da qui era partita un po' la tua passione, intanto ben ritrovato, come stai Antonio? Ciao, sì, è bellissimo essere tornato a casa, vedere un po' la mia famiglia, il posto dove sono cresciuto, è una cosa è sempre un onore, diciamo, quindi bello, sono contento, è bello rivedere i vecchi volti dell'Ippica Sarda qua oggi a Clivani. Senti Antonio, tu ormai sei stabile in America con un bel passato a Dubai, negli Emirati, in Italia, in Inghilterra, insomma ti sei fatto onore ovunque, quindi fatti i complimenti anche in riduttivo per quello che hai fatto davvero la tua carriera. Ti chiedo come hai trovato, come ci hai trovato a noi popolo sardo, siamo sempre gli stessi, migliorati, insomma stiamo crescendo visto che tu giri tanto. Qua è sempre una grande festa, è bellissimo quando vieni qua alle corse in Sardegna, a Clivani soprattutto, è una cosa che insomma tutti dovrebbero provare. Mi auguro che anche gli altri ippodromi italiani possano provare la stessa cosa perché è bellissimo, è un'area di festa, un'area veramente di passione di cavalli, di passione per le corse. Oggi l'ippodromo è strapieno, io personalmente ho dovuto parcheggiare parecchio lontano e camminare parecchio per venire qua alle corse, che è una cosa che è rara da vedere negli ippodromi italiani ultimamente, e vederlo qua oggi a Chirivani per me che è casa mi rende felice, perché vedi tantissime persone felici appunto di una giornata del genere. Una giornata molto importante, sembra che l'ippica qui sia sempre ai grandi livelli in Sardegna, perché la gente veramente fa vedere la passione che ha per il cavallo e per questo bellissimo sport. Sì, volevamo proprio sentire queste parole da uno che comunque ha girato il mondo e penso che a noi l'unica cosa che non ci possono dire è che manchi passione. La passione che hai vissuto tu da bambino, questa corsa porta tanta passione, il derby sardo. Tuo padre Stefano l'ha vinto un paio di volte, quindi insomma anche in famiglia tuo nonno l'ha vinto un sacco di volte, da Fantino, allenatore, anche il derby sardo un po' l'avete nel sangue voi Fregi. Sì, io purtroppo non ho mai avuto l'onore e l'opportunità di montarlo e di vincerlo, diciamo, quindi insomma hanno fatto la loro parte i miei familiari, quindi mi rende contento quello. Mi rende contento, come ho detto, vedere tantissime persone oggi qui all'ippodromo a Clivani, vedere un'ippica che qua in Sardegna vive, regna, la gente veramente è contenta di venire qua alle corse, sono tutti appassionati. Sarebbe davvero bello rivedere quest'ippica rifiorire non solo qua in Sardegna ma in tutta l'Italia. Antonio, noi siamo onorati di averti qua perché insomma hai attraversato un po' il mondo per arrivare qua a Chirivani, è davvero un piacere rivederti, è davvero un piacere seguire le tue gesta, bravo davvero, sei l'orgoglio dell'Ippica Sarda e anche di quella nazionale. No, a me fa piacere ricevere i complimenti, è sempre un onore portare in giro per il mondo la nostra bandiera, quindi cercherò sempre di farlo il più possibile al meglio. Complimenti Antonio. Grazie mille, un saluto a tutti quanti.